Veniamo al premio Giorgio Lago, ieri a Castelfranco Veneto, la cerimonia conclusiva. Vediamo. È un giornalista, un grandissimo giornalista, ma Giorgio Lago è stato qualcosa di più, è stato uno dei grandi intellettuali italiani del Novecento. Inizia con la Lectio Magistralis di Paolo Mieli, presidente di RCS Libri ed ex direttore del Corriere della Sera, la cerimonia conclusiva del premio Giorgio Lago. Al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto la consegna dei riconoscimenti intitolati all'indimenticato direttore del Gazzettino, scomparso nel 2005. Ci ha permesso di scoprire le dinamiche di questa area geografica in un momento delicato di evoluzione di quest'area geografica. Non era semplice. Dopo i premi alle giovani promesse del giornalismo, talentuosi studenti del liceo Giorgione di Castelfranco, spazio alle 5 eccellenze del nord-est insignite del riconoscimento. Per la sezione giornalismo il veronese Stefano Lorenzetto, per l'impresa il fondatore di H-Farm Riccardo Donadon, trevigiano, per lo sport i rugbisti padovani Mauro e Mirko Bergamasco, il FAI di Padova vincitore per il no profit, mentre Pordenone Legge per la cultura. E siamo allo sport calcio.